Alcuni lutti hanno colpito le nostre famiglie di Cadoneghe e molte proprietà private sono state letteralmente distrutte da veicoli che ad alta velocità e a media velocità sono entrate nelle pertinenze private. Visto che sono 24.000 multe, ma ancora ne arriveranno, sono tantissime, quindi insomma si parla di una media di multe quotidiana molto elevata. Non c'era modo di fermare prima un meccanismo che stava prendendo dimensioni veramente fuori controllo? È quello che avevo chiesto. Evidentemente qualcuno ha ritenuto non opportuno farlo. Che cosa accade? Che quando una strada diventa centro urbano, e quindi centro abitato come nei nostri casi, bisogna andare a 50 all'ora. Peraltro i rilevatori all'interno del decreto prefettizio sono stati proprio individuati nei punti dove è stata più alta l'incidentalità e dove va aumentata la tensione. Visto che sono 24.000 multe, ma ancora ne arriveranno, sono tantissime, quindi insomma si parla di una media di multe quotidiana molto elevata. Non c'era modo di fermare prima un meccanismo che stava prendendo dimensioni veramente fuori controllo? È quello che avevo chiesto. E dove sono questi rilevatori? Sono in prossimità di un incrocio a T con passaggio pedonale, con attività. Nelle immediate vicinanze abbiamo una palestra, abbiamo scuole e abbiamo l'uscita della chiesa e un parcheggio. Dall'altra parte abbiamo una pensilina per l'attesa dell'autobus dove vanno i nostri ragazzi, i figli delle nostre famiglie ad attendere l'autobus per andare verso Padova, e dall'altra parte della strada abbiamo un ristorante. Visto che sono 24.000 multe, ma ancora ne arriveranno, sono tantissime, quindi insomma si parla di una media di multe quotidiana molto elevata. Non c'era modo di fermare prima un meccanismo che stava prendendo dimensioni veramente fuori controllo? È quello che avevo chiesto. Evidentemente qualcuno ha ritenuto non opportuno farlo. Mi sento di dire che se loro ritengono di essere in nelle situazioni che prevede anche di essere ricevuti ed ascoltati dalle istituzioni e quindi anche magari vedere la propria sanzione ridotta o eliminata, penso a alcuni casi gravi di necessità eccetera, ritengo sia doveroso fare tutte le istanze presso le istituzioni. Io voglio soltanto ribadire che non c'è nessun intento di far cassa. Visto che sono 24.000 multe, ma ancora ne arriveranno, sono tantissime, quindi insomma si parla di una media di multe quotidiana molto elevata. Non c'era modo di fermare prima un meccanismo che stava prendendo dimensioni veramente fuori controllo? È quello che avevo chiesto. Evidentemente qualcuno ha ritenuto non opportuno farlo.